Il 29 maggio, approfittando della festa della Lombardia, ho pubblicato un video che parlava di lingua lombarda, trattando della sua esistenza e del perché è una lingua contestata. Nei commenti ho ricevuto delle domande e considerazioni, soprattutto sul tema dello standard, che meritano di aver risposta. E dunque facciamo questo video per rispondere insieme. Andrea Lundaron ci dice: non sono d'accordo sul fatto che sia opportuno creare uno standard lombardo per sostituire lo standard italiano, così che il nome novarese o bergamasco vengono almeno sostituiti da uno standard parte della stessa lingua. Attenzione, perché probabilmente mi sono spiegato un po' male in quel video. Il punto non è tanto di sostituzione, non si deve puntare alla sostituzione, ma bisogna riconoscere un dato di fatto. Le varietà a qualcosa convergono. Un tempo magari era una varietà più nobile, quindi poteva essere il milanese, il bergamasco di città e via discorrendo, ma al giorno d'oggi è l'italiano. Quindi i dialetti si italianizzano e tendono alla scomparsa. Con uno standard potrebbero convergere a questo standard, quindi conserverebbero la propria individualità, ma invece di diluirsi con l'acqua, li diluiamo magari con un altro vino, diciamo così. Perché non creare invece uno standard lombardo solamente nella grafia e rappresentazione dei suoni, così da poter scrivere tutte le varianti lasciandole comunque libere di evolversi autonomamente ad avere la stessa dignità le une rispetto alle altre? Sì e no. Io sono dell'idea comunque che lo standard tendenzialmente deve essere grafico. Dobbiamo avere un modo di rappresentare la parola, ma a Milano possiamo pronunciarla in sci, a Bergamo i se e via discorrendo. Perché alla fine comunque in larga parte è un gioco di allofoni. Quella parola oggettivamente, guardando a quella che è la struttura della lingua, si può scrivere in un modo, ma ognuno la pronuncia a suo modo. Non sono un grande fan, perlomeno come unico modello, quello del dire tipo lo scriviamo tutti O e U e ognuno faccia un po' quello che vuole, perché se si va a guardare proprio la struttura generale della lingua, si può capire qual è il modo in cui ha più senso scriverla. Però, che tra l'altro è il modello che adotta la NOL, che è l'ortografia che utilizzo io quando si tratta di scrivere in lombardo, ammette un modello a piramide, nel senso ha meno senso standardizzare conversazioni tra parlanti della stessa città di basso livello, ha molto senso standardizzare comunicazioni d'alto livello, quali possono essere comunicazioni enciclopediche, comunicazioni per un pubblico panlombardo e, si spera, in futuro comunicazioni ufficiali. Ed è molto interessante il suo anticipo di critica che come si fa a insegnare il lombardo? Risposta: chi vuole imparare il lombardo deciderà quale imparare. Verissimo, sono d'accordo, nel senso, per me lo standard dovrebbe essere più sullo scritto e più creato, non creando un nuovo idioma, ma capendo qual è la quadra comune tra tutti. Poi si possono fare degli adattamenti nello scritto, tipo il participio, dove di media, ad esempio, la NOL e la SL fanno così che c'è chi dice parla, chi dice parlat, chi parlad, chi parlai, chi parlò, e loro scrivono ad, che secondo me è una soluzione standard abbastanza sensata guardando al dominio gallo-romanzo a cui si appartiene. Ma alla fine sono gusti e se si segue una logica piramidale si utilizza solo in alcuni casi. Ma sono d'accordo che non abbia senso, perlomeno per me, dire da domani esiste una varietà lombarda parlata standard e tutti devono utilizzarla. È più un concetto lo standard, più scritto che parlato e più, ad esempio, da dizionario che da uso comune. Ho fatto l'esempio dei termini, magari termini che non ci sono in milanese si vanno a prendere dall'italiano quando si potrebbero prendere dal bergamasco. Dal bergamasco potremmo prendere il termine e metterlo al dizionario lombardo così che lo usino tutti i lombardi. Si tratta più di dare un tetto alla lingua, come ne parlavo nel video sulla lingua tetto, che imporre una varietà unica. Allora, cosa il problema non è qua c'è una roba. Ma qua c'è un problema perché se l'unica cosa deve essere è mezzo di comunicazione. Ci dice invece Malarobo dalla Romagna che il romagnolo è una situazione simile al lombardo, quindi varia da città a città, alle volte anche da quartiere, ma secondo lui non deve esistere uno standard, perché la lingua per comunicare è l'italiano e il dialetto serve solo per la comunicazione. E questo non serve per il romagnolo. Secondo lui serve per l'italiano, per tutte le altre lingue d'Italia, solo una grafia comune per poterlo scrivere. Il problema è che se una lingua non è di comunicazione, è una lingua morta. E a quel punto, qual è il pro di avere una grafia nuova quando potresti semplicemente usare quelle tradizionali?
ci può stare a usare una grafia comune, di solito la riesce a costruire direttamente dalla lingua. Mi hanno fatto vedere degli esperimenti per il lombardo davvero molto interessanti. Poi di media chi sviluppa ortografie da uso proprio comune deve sempre tenere a mente qualcos'altro. Ad esempio, la NOL ce l'ha molto con la tradizione classica, quindi alle volte mette delle cose anche inutili per rispettare comunque la tradizione della lingua. La SL tende molto alla standardizzazione, all'allontanare dal sistema italo-romanzo, quindi ad esempio usando il plurale sigmatico. La NOS è molto cisalpineggiante, e è una bella cosa, per carità. Infatti, secondo me è un buon compromesso tra, potremmo dire, NOL e SL, un po' a metà. È un'ortografia, devo dire, fatta abbastanza bene, anche se un po' poco tradizionale. Ma il punto è che se la lingua non è da usare per comunicare, a quel punto non ha neanche senso star lì a sviluppare un'ortografia. La leggiamo semplicemente dai testi antichi, usiamo l'ortografia che usavano gli antichi che la scrivevano. Un'ortografia nuova ha senso se si vuole usare la lingua. E non è detto che lo standard sia un qualcosa che differisca significativamente dall'ortografia. Everested ci dice: stai facendo un gran lavoro, grazie mille. I rischi che possono comportare la fissazione di standard per le lingue e il loro insegnamento nelle rispettive regioni sono infinitamente minori di quelli che rischiamo non facendo. Sono pienamente d'accordo. Come dicevo, è come un restauro di un'opera. Sicuramente perdi un po' di originalità, ma salvi quell'opera. C'è un'innegabile toscanizzazione delle altre lingue d'Italia che fa sì che prima o poi si trasformeranno davvero in dialetti dell'italiano. Vero, in alcuni casi sembra già così. E PS, fai un video su San Fratello, non ho ancora capito se è un dialetto piemontese o ligure. Allora, sicuramente farò un video sul gallo italico di Sicilia, altrimenti detto lombardo di Sicilia. Che io sappia, l'ipotesi è che la gran parte dei dialetti lombardi di Sicilia sono monferrini nell'origine. Si sono conservati circa come erano nell'epoca delle migrazioni, quindi 300-400, e hanno assunto comunque caratteristiche abbastanza sicilianeggianti, però sono ancora strutturalmente gallo-italici, anche la dialettometria lo mostra. Ci dice un utente con uno username a caso, quindi non l'ho neanche incluso: sì, il lombardo è una lingua, il piemontese un'altra, l'emiliano un'altra ancora. Il problema è che ci sono zone del nord Italia in cui tendono a impiastrarsi e a confondersi un po' come a Ribagorza, dove parlano un misto di catalano, e a definirlo catalano dell'ente locali, e aragonese. Sarebbe anche utile fare un confronto tra le vecchie cartine dei dialetti gallo-italici, perché anche le lingue minoritarie si evolvono, e una parlata come il pavese che ieri era emiliana, oggi viene considerata più lombarda. Sì, c'è da dire comunque che la ragione per cui non c'è un confine così chiaro è che la distinzione tra lingue gallo-italiche è avvenuta un pelo più avanti. Gli esperti a cui ho chiesto io sostengono che sia avvenuta più o meno con l'affermazione degli stati in quel periodo, quindi 500-600, in cui c'è proprio stata una rottura in cui abbiamo potuto parlare di un gruppo lombardo, un gruppo piemontese, un gruppo emiliano, con tutte le sottodivisioni locali. Sui dialetti di transizione, diciamo, usiamo un termine un pelino più bello, di impiastrarsi, alle volte forse deve andare anche a praticità, potremmo dire. Se i parlanti di una zona si sentono lombardi perché sono nella regione Lombardia, ma parlano un dialetto di tipo emiliano, non muore nessuno se scelgono di seguire lo standard lombardo, anche perché di media il dialetto di transizione, per quanto magari appartengano dei due gruppi, è molto vicino anche all'altro. Avevo visto un po' di tempo fa, molto carino, il video del Viadana Rugby, mi pare, dove varie persone, tra cui Gianni Fava, con cui ho avuto il piacere di parlare in dialetto in diretta su internet, cantavano nel rispettivo dialetto, e escludendo quelli di proprio parlata schietta veneta, in alcuni casi la differenza tra un dialetto lombardo e emilianeggiante e un dialetto emiliano-lombardeggiante è molto poca, è più nelle finezze. Quindi è un campo di studio interessante per i linguisti, ma forse per i sociolinguisti si può anche accettare ogni tanto un minimo di turbamento dove la popolazione lo accetta. Chiede invece Bub Alwarus, spero di averlo pronunciato bene, se il mantovano è emiliano o lombardo. Tradizionalmente si segue il Biondelli che dice che è emiliano, ma Biondelli era veramente di manica larghissima sulle cos'è emiliano e cosa non è emiliano. Al giorno d'oggi c'è un certo consenso tra chi studia questa materia che sia sicuramente in un continuum, come ho detto prima, ma che c'è l'emiliano, cioè il mantovano, alto mantovano, quello che si parla nella zona ad esempio di Castel Goffredo, che è schiettamente lombardo. Vi sono poi vari dialetti dell'oltrepo che sono schiettamente emiliani, si nota proprio il passaggio al sistema linguistico emiliano. Ad esempio, un esempio che si trova anche sull'AIS abbastanza semplice è che in Lombardia
l'allofono in brutto hai brut e brut. Lì inizia ad avere brot e brut, quindi proprio un altro sistema linguistico. Poi c'è quella fascia di transizione che il Biondelli considerava tradizionalmente emiliana, legata al ferrarese. Al giorno d'oggi, semplicemente paragonando il vocalismo, si vede che col ferrarese non ha nulla a che fare proprio, e si tende a considerare la lombarda un po' sui generis, perché come vocalismo sta bene nel lombardo. Inizia ad avere delle caratteristiche emilianeggianti, per esempio la R agli infiniti, che esiste in tanti dialetti emiliani, ma è abbastanza rara in lombardo, ma sono caratteristiche più di perifericità e di transizione, ma al giorno d'oggi tendenzialmente lo si considera lombardo. Ma c'è una nota interessante sul lessico, effettivamente, anche secondo Dialect Karten, come lessico Mantova tende all'Emilia, al sistema linguistico emiliano. È una varietà di transizione, ma nella sua struttura al giorno d'oggi sia persone che studiano i dialetti emiliano-romagnoli, sia persone che studiano i dialetti lombardi tendono a considerarlo lombardo, sui generis. Magari non è né nel campo dell'orientale né dell'occidentale, una sua varietà un po' a sé, ma tendenzialmente segue il lombardo. Ci chiede invece HSHUI 210. Ma cosa sta facendo di concreto oltre a tutta questa teoria? Nessun insegno accenna anche solamente questi problemi a scuola in generale. Il fatto è che ormai penso che la lingua lombarda sia morta, almeno nella zona in cui sono io, che è quella dell'Ovest milanese. Ormai solo gli anziani la parlano. Complimenti comunque per i video, sono molto interessanti. Grazie mille. È una questione interessante. E poi c'è questa domanda di Antonio, ma questa direi che risponderemo in un altro video, perché questo è durato già a sufficienza, magari tra un mesetto circa. In ogni caso, appunto, se volete vedere questo video, iscrivetevi, lasciate un like se vi è piaciuto, se avete qualsiasi considerazione, dubbio, qualunque cosa, lasciate un commento. Nel video futuro spero appunto di rispondere anche a eventuali dubbi che sorgeranno al di sotto di questo video, e un caro saluto e buona continuazione.